Prosegue la rassegna natalizia legata al presepe vivente a Sutera. Un video e l'intervista a Paolino Scibetta, presidente dell'associazione Camicos, che da 23 anni organizza l'iniziativa. Dottor Scibetta, presidente della Camicos, 23 anni, il presepe di Sutera ritorna alla grande. Sì, buonasera, finalmente dopo 2 anni di fermo, di pandemia, bloccati dal noto virus, ripartiamo alla grande, siamo rientrati in piena forma, abbiamo ricominciato l'edizione, la 23esima edizione del presepe vivente, il 26 e il 27, oggi è la terza giornata, 29 e 30 domani, e poi 5, 6 e 7 gennaio 2023. Il presepe ritorna alla grande, ritorna con novità, ritorna con nuove postazioni, con nuovi percorsi e si riaffaccia sempre su un bacino di utenza regionale. Da 26 abbiamo avuto circa 4.500-5.000 presenze che sono venute da tutta la Sicilia, da Messina a Trapani, da Palermo a Siracusa. Quindi il presepe è molto conosciuto, molto noto e devo dire che siamo veramente soddisfatti. I sacrifici sono tanti, però alla fine si raccolgono i frutti perché Sutera è diventato famoso grazie al presepe vivente. Bene Presidente, allora non ci resta che andare a visitare con molto tutte piacere, le postazioni. con molto piacere. Da dove venite? Da Palermo. Cosa ne pensa del presepe? Bellissimo. Da dove venite? Cosa pensate del presepe? È molto particolare. Molto bello. Bello e particolare. Perché praticamente noi stiamo dentro il presepe a mangiare, a interagire con i personaggi. Buonasera, siamo qui la comunità di Ioppolo con la comunità parrocchiale e il nostro parroco Dino Sorrentino a visita del presepe di Sutera. Faccio i complimenti all'amministrazione comunale e alle associazioni che hanno partecipato all'organizzazione per questa meravigliosa organizzazione. Abbiamo fatto un salto nel passato, vivere le tradizioni, la cultura di un tempo e non solo, ma anche rivivere quel sentimento di grande religiosità. Siamo un gruppo di Caltanissette e San Cataldo e siamo venuti qua a vedere il presepe vivente di Sutera, convinti che sarà una bella esperienza. Cosa dobbiamo dire? Già ci hanno dato l'ovetto, ora speriamo di avere altro cibo per ripoggiarci e un po' di vino con questa mano. Oppa oppa ba, oppa oppa ba, oppa oppa ba. La sera tagliava gli spilli e parlava coi pensando a somà e sentiva puntare le gente che un automondo lontano ci sta. Non c'era mangiare abbonnato e acqua fresca a volontà. Non c'era gente che moriva per tanto mangiare e per tanta bontà. E diceva con la panzacchina, ma come si muore, ma come si fa? Oppa oppa ba, oppa oppa ba, oppa oppa ba, oppa oppa ba. Queste 2 postazioni, questa qua è quella più vicina, non so se l'avete visitata, sono le più povere dell'intero presepe. Questa rappresenta la casa dell'agricoltore più povero dell'inizio secolo. Noi guardate siamo andando con questo Signora, buoni! Foto, Giovanni, foto la foto! Ma Che si chiamano? Voglio vedere. No! Che fanno la fine? Vuoi bussare? Chi è? Si vede. Grazie della visita allora. Buon anno, arrivederci ancora.